buonasera! Benvenuti nello studio del Divin Zelo di San Verniceto. Per voi, Gianni! E Pinotto! Scherzo, Simone? Sono il vostro idolo. Oggi conduzione è tutto al maschile. Ma tranquilli, noi senza le donne non andiamo da nessuna parte. Chiamiamole le Verine! È guerra dei dazi. Lunedì nerissimo per le borse di Wall Street. Anche le borse europee in calo. Crolla persino la Tesla di Musk. Pericolo recessione. È in agguato. E certo, con spararsi a destra, con spararsi a sinistra. Io non acquistavo tasto e rosso. Ma non capiscono che dazziamo oggi, dazziamo domani, ma non dazziamo giù! Se mi dazzi non vale, 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 dentro quelle capocce, la guerra del dazio non si può stare. Lollobrigida e le ostriche. Ma che è una barzelletta? No, è una notizia. Il ministro ha proposto di abbassare l'IVA sulle ostriche, dicendo che non sono un bene di lusso. È stata perfino organizzata anche una degustazione al Senato. Insomma, ma se fanno sta manciata, spararo, sta gran cavolata! Ma dicevi una cosa, guarda questa manciata. E non è tutto. Il senatore Pier Ferdinando Casini è diventato l'apostolo della tagliatella. Auso che taralluccia e vino, che finiva a ostriche e tagliatelle! Ma possibile che questi politici pensano solo a mangiare? Mangiano in tutti i sensi, che bocca e che mani! No, non è vero. Non tutti i politici sono uguali. C'è chi pensa a cose di maggior valore. Ma fammi un esempio. Ma Daniela Santasce, ma Santa che? Lei pensa a borse e scarpe firmate. Quelle sì che hanno un grande valore. Invidiosi, siete tutti invidiosi, perché lei è ricca e porta i stacchi da 12. Tutti invidiosi siamo! Sulla siola con 12. Ma adesso diamo la linea a Niceto TV. Il nostro Giuseppe Ruggeri ha preparato un importante servizio. Carissimi e carissimi amici,
Dove ci troviamo quest'oggi? Ci troviamo a San Pierniceto, provincia di Messina, comune d'Europa. E perché ci troviamo a San Pierniceto? Oggi siamo qua per farvi vedere delle meraviglie che sono chicche, che nessuno ha mai fatto vedere e che noi di Niceto TV Web oggi vi mostreremo. Meraviglie da stropicciarsi gli occhi, e seguite questo video attentamente fino alla fine e poi anche se lo volete condividere e commentare ci fate un gran piacere. Seguite il video per chi San Pierniceto, comune d'Europa, memorizzate d'Europa perché poi avrà un collegamento con ciò che vedrete, provincia di Messina, paese delle meraviglie. Che meraviglie! E adesso ci troviamo nella contrada Fornace, una contrada nel comune di San Pierniceto, una contrada che è molto abitata, ci sono tante famiglie in cui ci abitano, e però tutte queste famiglie sono sprovviste della fibra ottica. Tante sono le richieste, qua nella zona tutte metteremmo la fibra, però io sono il primo che vorrei la fibra da un anno che cerco di ottenerla facendo telefonate Open Fiber, Team, però nessuno riesce a bloccare questa situazione. Però oggi ci voglio fare vedere perché San Pierniceto è un paese delle meraviglie. Antonina, caro amore mio, inquadra questo proprio, questo togliamoci dall'ombra, come potete vedere è un tombino di Open Fiber. Open Fiber, qua passa la fibra da questo tombino, cari signori miei, e io abito a 1, 2, 3 metri. A 3 metri non sono in grado di mettermi la fibra e ripeto, da un anno che cerco telefonando perché non vengono a nessuno a fare questo lavoro, perlomeno ogni tanto viene qualche tecnico, guarda sì si può fare, l'ultima volta sì scaviamo, facciamo, ma poi niente, il nulla. Poi un'altra contraddizione, chiamiamo qua, questa qua è la via Senatore Pietro Pietrone 2, abito qui tramite i computer della team dell'Open Fiber che gestisce non si può mettere la fibra. Poi ho chiesto ma in Corso Italia 1 qua questo è Corso Italia 1, dice Corso Italia 1 sì la fibra si può mettere. Io vorrei capire qual è la differenza tra il Corso Italia 1 e qua è la via Senatore Pietrone 2. Vediamo se qualcuno riesce a darmi questa spiegazione. Però non è solo questa la meraviglia, perché seguiteci il video, seguite il video che ne vedremo delle belle. Vi porteremo a vedere le meraviglie della fibra a San Pierniceto. Meraviglie. Non abbandonarci, seguiteci. Anzi, come suggerisce Antonino, prima di staccare dalla contrada vi faccio vedere un'altra chicca, perché dice, ma c'è solo quel tombino della fibra, no. Inquadra Antonina Bull, quindi Bull è anche fibra, e qua c'è anche una cassetta della Team, sarà vetusta però si potrebbe sempre ammodernare. Quindi San Pierniceto, il paese delle meraviglie, seguiteci che ora vi porteremo in un luogo bellissimo, ma c'è della meraviglia, ma che meraviglia, seguiteci. Ci siamo spostati, abbiamo cambiato zona e siamo nel rione Quattro Facce. Il rione Quattro Facce è uno delle più antiche di San Pierniceto, si parla che le prime abitazioni sono state costruite nel rione Quattro Facce e nel rione Gallo a San Pierniceto. Però perché siamo andati nel rione Quattro Facce, precisamente nella via Pirato, questa si chiama, per far vedere una grande meraviglia, una meraviglia di ingegneria, ma qua secondo me chi l'ha fatto deve avere 10 lauree. Seguitemi, faccio vedere una chicca, mentre noi camminiamo faccio vedere il paesaggio. Andiamo piano piano, faccio vedere, guardate che bella abitazione che abbiamo qua. Vediamo, questa è la via Pirato, possiamo proseguire. Qua c'è un'altra bella abitazione, c'è un'abitazione a destra e a sinistra.
un tempo questi luoghi erano non popolosi, ma molto di più. Qua bambini giocavano a non finire, però parliamo degli anni 80. Vieni Antonio Amore, guardate, mentre noi camminiamo, guarda le belle abitazioni che ci sono. Andiamo, possiamo accelerare il passo, faccio vedere la grande meraviglia. Guardate, via Pirato, signore e signori, ecco poi la fibra. In via Pirato c'è la fibra, in via Incontrata Fornace non c'è fibra. Qua in via Pirato, come vedete, le case che ci sono non ce ne sono, però proviamo, vediamo. Tonnino, apri la fibra. Ma Tonnino è morto tanti anni fa, vediamo, forse c'è Don Antonio. Don Antonio, apri la fibra. Ma qua è morta pure, non abita nessuno. Vediamo se c'è Donna Nina. Donna Nina, apri la fibra. Ah, pure qua. Come vedete non abita nessuno. Sono io disabitato, una zona disabitata, e c'è la fibra. Dove c'è le famiglie e che vorrebbero la fibra, non c'è fibra. E non finisce qui, perché vi porteremo in altre zone del paese dove hanno messo la fibra. Non so con quale criterio. Spero che qualcuno ce lo possa dire. E mi auguro che Striscia Notizia veda questo film, Ore Iene, e vengono a controllare, a fare un servizio per vedere come sono state sprecate i soldi pubblici di Open Fiber per fare la fibra dove non c'è nessuna utilità, dove oltretutto Open Fiber non può recuperare neanche le spese che ha fatto. Perché? Boh, ai posteri l'ardua sentenza, disse un famoso scrittore, e io invece rispondo come disse il grande autore: e io pago. E come detto, le meraviglie continuano. Guardate dove c'è un'altra setta della fibra. Se nella parte alta del paese, via Vecchio, via Milano, parte alta, guardate dove hanno messo una cassetta. C'è veramente da dire, c'è da dire con quale criterio sono state fatte queste cassette, come sono state ubicate. Case vecchie. San Pietro Sa è un paese con molte case vecchie, ma mettere la fibra dove non abita nessuno è veramente vergognoso. Guardate questa casa, la fibra. Ma mi auguro che qualcuno intervenga, proprio Striscia Notizia, le Iene, qualcuno venite a vedere che spreco di soldi. Il presidente della regione Schifani, il presidente del consiglio Giorgia Meloni, mi auguro prendete qualche provvedimento. C'è chi vuole la fibra e non ce l'ha, e siamo nel 2025, marzo 2025. Per il momento, il momento della semplicità è tutto. La fibra c'è dove non serve, dove serve non c'è. Ciao, a presto, seguiteci sul web, e se anche voi avete problemi di fibra, condividete il video, condividete e commentate. Grazie, ciao. Arrivederci amici, la puntata è già finita. Io non sono bravo a cantare come lui, ma continuate a seguirci sui nostri canali social e su quelli di Niceto TV. Se sempre ora tocca, ricordate di mettere like. Di commentare anche dell'America. E di condividere. Più siamo e più ci divertiamo.